Quali sono le principali differenze in termini di manutenzione e igiene orale tra gli allineatori invisibili e gli apparecchi tradizionali? C'è un abisso tra l'igiene con gli apparecchi tradizionali e gli allineatori invisibili, perché l'apparecchio tradizionale utilizza dei ferretti che sono applicati sul dente e quindi ci complica molto la pulizia a casa. È per questo che noi associamo sempre al trattamento ortodontico tradizionale un protocollo igienico per il quale ogni 2 mesi c'è una seduta con la nostra igienista, seppur più breve di quella normale, ma per evitare che nel tempo possano svilupparsi carie o problematiche. Con gli allineatori trasparenti è tutto un altro mondo, perché riesco a rimuoverli, pulire i denti come nel mio quotidiano, pulire l'allineatore stesso e rimetterlo su.